Ciao da Nicoletta, eccomi a Lugano e i miei collaboratori mi hanno dato un bel racconto. Non l'ho ancora letto, lo leggo direttamente in diretta, ma ha detto leggilo per la prossima pillolina perché è simpatico. Si intitola La stanza degli specchi. Un uomo pieno di sé fece ricoprire di specchi le pareti e il soffitto della sua stanza più bella. Spesso vi si rinchiudeva, contemplava la propria immagine, si ammirava minuziosamente sopra, sotto, davanti, dietro, si sentiva tutto ringagliardito, pronto ad affrontare il mondo. Un mattino lasciò la stanza senza chiudere la porta, vi entrò il suo cane che, vedendo altri cani, li annusò. Dato che essi lo annusavano, ringhiò. Dato che essi ringhiavano, li minacciò. Dato che minacciavano, abbaiò avvalendosi e avventandosi su di essi. Fu una notte spaventosa. Le battaglie contro se stessi sono le più terribili che ci siano. E il cane, ahimè, morì sfinito. Un saggio passava di là, mentre il padrone del cane, desolato, faceva murare la porta della stanza degli specchi. Questo luogo può insegnarti molto, gli disse. Lascialo aperto. Che intendi dire? Il mondo è neutro quanto i tuoi specchi. A seconda che siamo ammirativi o ansiosi, esso ci rimanda ciò che gli diamo. Se sei felice il mondo lo è, se sei inquieto lo è anche esso. Vi combattiamo incessantemente i nostri riflessi e moriamo nello scontro. Questi specchi ti aiuteranno a capire, in ogni essere, in ogni istante, felice, facile o difficile, non vediamo né le persone né il mondo, ma la nostra sola immagine. Se lo capisci, ogni paura, ogni rifiuto, ogni lotta ti abbandoneranno e lasceranno sopravvento alla tua essenza. E da quale specchio vuoi osservarti oggi? Attraverso quale specchio vuoi vedere il mondo? Vuoi sorridere? Vuoi essere arrabbiato? Vuoi essere deluso? A te la scelta. Buoni specchi, ciao!